Ore 13, buongiorno e ben ritrovati in diretta. Il titolo tra poco lo aggiorniamo, ve lo diciamo, oggi parliamo di edilizia. Passata la crisi, questo è il quesito dal quale partiamo. Vi presenteremo insieme agli ospiti e alle vostre domande, insomma, che aspettiamo allo 042216269798. Cercheremo di capire qual è la situazione, qual è la fotografia reale, quali sono le problematiche e le opportunità, quindi restate con noi. 042216269798. Saluto subito e ringrazio Mauro Visentin, segretario generale della Filea Treviso. Abbiamo anche il segretario generale della Filea Veneto, Leonardo Zucchini. Buongiorno Zucchini, ben trovato. Buongiorno. E vicepresidente anche di Edilcassa Veneto. Cominciamo da lei. Con questo sguardo regionale cosa ci dice? Come stiamo noi in Veneto, lassù? La situazione, dopo aver preso una botta micidiale che ha dimezzato il settore delle costruzioni. Botta micidiale, dimezzato il settore. Parliamo dal 2008 a oggi, quindi un decennio, il settore si è dimezzato e pensiamo verosimilmente che non riprenderà mai più la dimensione che aveva prima. Sarà un ridimensionamento come anche una trasformazione radicale della qualità del settore. Qualità, nel senso che l'abbiamo persa quella qualità? Abbiamo perso una quantità che prima però venivamo da una situazione molto drogata, diciamo così. Esatto. Ecco. Quindi dopo c'è stato un naturale ridimensionamento, però la crisi poi ha inciso fortemente sulla situazione. Anche dal punto di vista occupazionale abbiamo perso decine di migliaia di posti di lavoro. Oggi la situazione si è stabilizzata, non da oggi, siamo un anno e mezzo, forse anche di più, si è stabilizzata, nel senso che la caduta si è fermata. Quindi siamo in una situazione di stallo con segnali di leggera crescita, sia dal punto di vista delle nuove imprese, sia industriali che artigiane, più dal punto di vista degli addetti e dal punto di vista anche delle ore lavorate. Abbiamo nel settore artigiano una tendenza, una crescita apprezzabile, insomma sull'ordine del 3-4%. Questo lo vede anche nel valore degli immobili? Il valore degli immobili è tutt'altra materia e ha a che fare con il mercato immobiliare, su cui non mi pare che ci siano grandi novità, esatto. Sostanzialmente. Quindi il collegamento, diciamo, con quello che dicevo prima è determinato dal fatto che il lavoro che si fa in edilizia è molto spostato sulla manutenzione, sul recupero, sulla rivalutazione, eccetera, dei fabbricati esistenti. Con gli incentivi che tra l'altro il governo continua a prorogare, quelli sono una cosa buona. Utilizzando gli incentivi prorogati, che sarebbe bene che fossero stabilizzati, cioè resi stabili, resi continuativi, in modo da dare certezza anche a chi investe anche in quel tipo di attività, che è un'attività comunque che è conveniente a tutti anche dal punto di vista della sostenibilità, nel senso che i fabbricati vecchi sono a consumo energivori, come si dice, in modo eccessivo. Abbiamo costruito con materiali e con caratteristiche anche architettoniche, eccetera, non propriamente le migliori, e adesso il fatto che ci possa essere una ristrutturazione, una rivalutazione, un adeguamento anche ai criteri energetici che sono in parte obbligatori, perché se pensiamo al 2020, nel 2020 i fabbricati dovranno avere caratteristiche che oggi neanche ce le sogniamo, cioè? Dal punto di vista della qualità dei materiali o no, di cosa? Sì, dal punto di vista del risparmio energetico, ad esempio, perché sappiamo che tutti con il cappotto, no, cosa vuol dire? Il cappotto, ma gli infissi, anche i materiali, la costruzione, come vengono fatti i tetti, come vengono fatte le pareti, i materiali, l'eliminazione dei ponti termici, cioè il collegamento fra interno ed esterno fatto con materiali conduttori, ad esempio le terrazze,
che hanno il ferro che va dentro e fuori dal muro, del muro della casa, è un ponte termico che quindi porta dentro e fuori il caldo e il freddo, e questo non è, diciamo, è una cosa che va Però non serve dare maggiore stabilità al terrazzo stesso, no? No, non lo so, io chiedo da profano, oggi, sì. Oggi si costruisce, si fanno abitazioni in cui il poggiolo non è collegato all'interno dell'appartamento, non è collegato, ovviamente è sostenuto a una staticità che è progettata, per questo immagino, no? Per non essere collegata all'interno, tutto qua, adesso non è che ci sia... Perché altrimenti quella presenza appunto dell'armatura, sì, ma questo è per fare l'esempio classico. Oggi si può vedere, stando un po' attenti a vedere i fabbricati nuovi che hanno un certo aspetto moderno, si vede la modernità. Una delle caratteristiche che si nota subito è questo fatto qui della non presenza appunto dei cosiddetti ponti termici, che detto così, come anche nel linguaggio, è una bella figura. Cosa di cui vi siete accorti voi, cioè io da profano ovviamente perché è una questione di persone competenti, però ci ha insegnato una cosa nuova. Anche noi andiamo a parlare con gli imprenditori. Segretario, si è costruito troppo secondo lei allo stesso tempo? Decisamente. Il Veneto poi è l'esperienza, credo, una delle più, tra virgolette, drammatiche a livello nazionale, dal punto di vista sia del consumo del suolo, sia anche dal punto di vista dell'esagerazione della cubatura che è stata costruita anche in rapporto alla popolazione residente, e non solo, e anche, lo dobbiamo dire, anche per la parte che riguarda l'attività economica, sia essa capannoni, industriale o certo. meno. Però, ecco. Senta Vicentin, lei ha dei numeri per noi? Dati? Cosa ci fa capire? Ma proprio per dire e per tentare come di come dare sta questo settore? Risposta alla domanda e al titolo della trasmissione, noi vediamo che c'è un rimbalzo della situazione sotto l'aspetto dei numeri, sia sotto l'aspetto dei numeri delle aziende che operano nel territorio, ma anche sotto l'aspetto dei numeri dei lavoratori che operano nel territorio. Abbiamo un aumento di circa il 10% delle aziende, adesso se trovo, parlo della provincia di Treviso e della Cassaile di Treviso, no, rispetto anche all'anno scorso. Ah, quindi rispetto all'anno scorso c'è un incremento del 10%? Un aumento del 5% delle imprese rispetto all'anno precedente, stesso periodo sostanzialmente, e un aumento del 12% dei lavoratori registrati in Cassa Edile di Treviso. E, cosa importante, un aumento della massa salari, cioè delle ore lavorate sostanzialmente dopo e denunciate dentro la Cassa Edile, del 10,5-10,67%, con un buon aumento rispetto al trimestre che va da gennaio-marzo, che è del 6,3%, 6,4%, il secondo trimestre, quello di aprile e giugno, è del 14,5%. Quindi leggo qui i dati, dico c'è la ripresa, no? Vuol dire che prima c'era un crollo tale, ovviamente, esatto. Per cui comunque c'è un incremento registrabile. Che è in parte, non è un boom, in parte è fisiologico, certo, per una questione anche di frenata che ha avuto il settore, in parte perché ci si è rivolti, a particolari attività che prima magari non si facevano e che vengono supportate, come si diceva prima, anche dagli incentivi, nel senso non vediamo più grosse lottizzazioni dove si trovava una selva di gru e dove c'era qualche decina di lavoratori dell'edilizia che lavoravano magari in più cantieri, ma c'è una sorta di cantiere diffuso nel territorio. All'interno delle mura domestiche, perché lì si va a risistemare gli appartamenti, no? Grazie all'incentivo. È questo che regge il settore in questo momento? Cioè... In questo momento è l'attività prevalente, su questo non c'è dubbio, che riguarda soprattutto, questo è interessante credo anche per gli ascoltatori, insomma per noi, riguarda proprio la realtà veneta, cioè dove
la piccola e media impresa, che poi caratterizza molto anche il mondo dell'edilizia, e l'impresa artigiana, trova in questo tipo di attività, diciamo, una sua funzione specifica, perché evidentemente le nostre imprese, che non sono grandi imprese, non sono le imprese che possono fare i grandi lavori o prendere i grandi appalti, sono quelle che si possono occupare in modo anche professionalmente molto avanzato di questo tipo di attività, perché la riqualificazione, no, il recupero, il restauro ad esempio, sono attività molto presenti oggi e comportano professionalità, specializzazione, no, e anche diciamo, appunto un livello di professionalità che era presente prima, però in misura minore nelle nostre imprese, quando c'era uno sviluppo quantitativo. Chiaro. Ora si è specializzati più su quel ramo. Oggi concentrarsi su questa cosa qui, il fatto di essere capaci di utilizzare i nuovi materiali, che sono un campo di grande sviluppo, che sono l'aspetto esteriore, diciamo concreto, che deriva dalla trasformazione del settore, che sta assumendo al proprio interno la necessità di avere un'attività industriale per produrre manufatti attraverso anche utilizzando materiali nuovi, quindi nuovi materiali, nuove tecnologie, nuovi prodotti industriali, manufatto, che servono per la costruzione edile. Sta parlando delle wood house, sta parlando dei prefabbricati, cosa dice? Cioè perché negli ultimi anni poi si è parlato molto delle case in legno, quindi case in legno. Su questo, quando noi parliamo con gli imprenditori, adesso io provo con gli imprenditori se ci ascoltano, se ci ascolteranno, no, perché sul legno è affascinante. Esatto. Poi abbiamo il Cansiglio, no? Abbiamo la tradizione, Venezia, i pali, certo. Il legno, no? Noi parliamo con gli imprenditori dicono sì, però con il tasso di umidità che abbiamo noi, no, con il tasso di umidità che abbiamo noi, che non è l'immersione in acqua come avviene per la palificazione dei palazzi veneziani. No, no? È l'umidità nell'aria, diciamo. Nell'aria c'è l'umidità, ma c'è anche tanto ossigeno, quindi il fatto di di mantenere, diciamo, integro il legno, anche se stagionato, trattato, eccetera, dicono che è un'impresa titanica. Quindi il legno è affascinante, però pare, insomma, io riporto valutazioni prevalenti tra gli imprenditori, che questo non sia propriamente l'ideale per la nostra realtà. Ecco. Poi parliamo... No, mi incuriosiva perché appunto vicino a casa mia a Padova una volta hanno costruito qualche anno fa una casa in legno, poi un attimo ovviamente, quindi, poi certo. Tinteggiata non si capiva, certo, non si distingueva neanche l'una dalle altre, quindi ha un costo maggiore, cosa dicono gli imprenditori? Dipende. E il prefabbricato invece? Anche sul prefabbricato parliamo di industrializzazione dell'edilizia. Perché dicono, ha molti vantaggi, si costruisce con tecnologie dell'ultimo periodo, si costruisce una casa che ha classe energetica AAA, adesso non so, comunque A+, dopodiché si costruisce in un tempo preciso, che è 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, e non il tempo invece del... Ma qua interviene, come dire, la mentalità, ovviamente, del nostro territorio, che è un territorio di costruttori da sempre e di come dire, figure che anche i committenti sono abbastanza avvezzi a cambiare idea in maniera come dire, repentina, per cui tante volte le varianti in corso d'opera si fanno, e lo puoi fare quando stai costruendo in modalità, come dire, tradizionale. Questo non vuol dire che non si possono utilizzare materiali, non si possono utilizzare tecniche, non si possono utilizzare strumenti all'avanguardia o come dire, attenti alle questioni legate al risparmio energetico piuttosto che al rispetto ambientale, ma vuol dire avere delle capacità, delle competenze nel costruire che non vengono o che sono in antitesi con l'industrializzazione tout court, nel senso che le costruzioni a moduli sono senz'altro
hanno come dire, un aspetto positivo che è la velocità e che è la facilità del montaggio, ma il territorio, uno la casa, se ne costruisce uno, magari una nella vita, e la fa e vuole dare la anche voglio bella, quel tocco, come dire, solida e classica. Esatto, mettiamo. Telefonata da casa 0422 16 26 798, sentiamo chi c'è. Pronto? Sì, buongiorno, parla Giuseppina, da Treviso. Io abito in un quartiere del comune di Treviso e io volevo fare una domanda. Siccome sto cercando casa sempre in questo quartiere del comune di Treviso, da anni. Prima di tutto gli appartamenti piano terra vanno via a ruba. Seconda cosa, le case a schiera non le vuole più nessuno, perché la società è invecchiata, le case a schiera sono piene di scale, non le vuole più nessuno. La domanda più importante è questa: nella mia zona ci sono moltissimi, oppure parecchi terreni edificabili in vendita da anni, lotti che vanno dai, non lo so, 500 metri, 1000 metri, così. Questi terreni edificabili non li compra nessuno, cioè le imprese edili non comprano più i terreni edificabili, quindi questi terreni sono in vendita da parecchi anni e non si è mai vista un'impresa che costruisca. Questo voglio chiedere, tutto qua. Lei dice come mai? Cioè dovrebbero essere appetibili? Come mai? Cioè, voglio dire, questi terreni edificabili sono 7-8 anni che sono in vendita e non li compra nessuno. Forse dovremmo sapere la zona, signora, se lo vuole dire. Sì, è il quartiere del comune di Treviso che confina, cioè parlo di Canizzano e Sant'Angelo, insomma. Canizzano ha detto? Sì, Okay. Esatto. Va bene, grazie signora, un minuto di pubblicità, Grazie, buongiorno. arrivederci. Un minuto di pubblicità, poi rispondiamo, insomma, cerchiamo di interpretare anche un'idea su quel che ci diceva la signora, adesso ci ha raccontato. Tra poco. Ore 13, torniamo in diretta, vi ricordo 0422 16 26 798, diceva questa signora, intanto vanno a ruba i piani terra. E questa già è una cosa particolare, strana, perché di solito vale un po' di meno, soprattutto nei palazzi, dipende da che tipo di unità immobiliare è, probabilmente anche un quartiere magari un po' più con presenza di anziani, è normale che per la comodità debba essere così, ma questi terreni edificabili, quindi pronti, appetibili per molti imprenditori che restano fermi. Cosa ci dice Zucchini e poi Visentini su questo? Vabbè, intanto i piani terra sono legati appunto al fatto che la popolazione invecchia e nei fabbricati dove non c'è l'ascensore le scale sono un ostacolo. Sì. E l'invecchiamento della società, soprattutto nostra, è un invecchiamento rilevante. Ci avviciniamo a passi da gigante al 30% di popolazione anziana ultra 65 anni nei nostri comuni mediamente. Questo è un dato di fatto. Poi c'è il problema nei condomini del costo delle spese condominiali, perché il costo dell'ascensore è in proporzione anche al suo uso. E invece per quanto riguarda i terreni va da sé che, essendo che il mercato immobiliare è fermo, nel senso che non c'è un incremento di valori, tutto si gioca su quel che c'è, sul costruito, e sul costruito si fa anche l'attività edilizia, come dicevamo prima, e cioè si rinnova, si ristruttura, si ammoderna, si rende il fabbricato sostenibile. Sui terreni... telefonata. Sì, no, prego Zucchini. No, c'è anche la questione del consumo di suolo, ma su terreni edificabili che hanno già la loro autorizzazione non è questo il punto. Però nel Veneto abbiamo il problema del consumo di suolo recentemente normato da una legge specifica regionale. Sì. Telefonata, pronto? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, prego, dica tutto. Buongiorno, mi chiamo Simone. Prego. Buongiorno, mi sente? Certo Simone, ci dica. Mi metto dall'altra parte perché sennò la televisione dà fastidio. Ecco, niente, volevo dire una cosa. Io sono di Noventa di Piave
no? Sì. Seguo delle ditte, praticamente ho una partita IVA, quindi praticamente io cerco lavori per le ditte. Ho una serie di ditte che mi porto avanti da un po' di anni. Io ho cominciato nel 2013, proprio quando ho cominciato la maledetta crisi, no? Però insomma bene o male si lavoricchia. Ecco, volevo dire una cosa, dal 2020 per legge le costruzioni andranno fatte antisismiche in classe 4A. Questo è il discorso che dice il BIM che dicevamo prima? No, un'altra cosa, ok. È il metodo per farlo. È il metodo per farlo. Il 4A, Sì. quindi non A++ perché non è un frigorifero, non è elettrodomestico. No, infatti per quello poi mi sono corretto, non era A AAA, ha fatto benissimo Simone a dirlo. Ecco, prego. Ecco, adesso praticamente è cambiato il mondo della costruzione. Vi spiego perché. Io l'ho scoperto appunto nel 2013. Esistono persone, logicamente, come si faceva una volta ai tempi di mio padre e di mio nonno, che si andava al bar, si conosceva Gianni, Beppi, Toni, Francesco e diceva: Areo, non è che per caso te da fare qualcosa di costruzione, da ristrutturare, da mettere a posto, da sistemare, ti trovavi così. Adesso io mi sono accorto, si lavora su internet, cioè ci sono dei portali appositi che logicamente pagando, abbonandosi, ti danno dei nominativi per cui tu li contatti e gli chiedi cosa devono fare, no? In questo caso, le faccio un esempio, aspetti Simone, mi faccia capire, Sì. non lo sapevo questa cosa. Sì. Cioè noi, Sì, per esempio, Madonna, io so che devo ce ne sono ristrutturare tantissime. casa, mi affido a quel Sì, portale, ok. quel portale Sì. tramite la sua rete, che probabilmente è comunque pagante, per avere Certo. visibilità e clientela sul Sì. portale, trova il match, cioè unisce queste due persone, il cliente Sì. diciamo, e l'impresa, giusto? Sì, certo. Io come rappresentante di questo tipo di ditta, ad esempio, gli faccio un preventivo, che una volta erano a pagamento, quindi ti vincolavi un po' col cliente. Adesso, siccome c'è tutta fame di lavoro, cosa fanno? Il cliente specula, no? Cioè ti dice: sì, fammi un preventivo, il preventivo deve essere gratis, no? Quindi tu fai un preventivo, magari ti ci vuole anche una settimana a prepararlo, Certo. un computo metrico, e lo consegni per mail o lo porti là. Io di solito preferisco consegnarlo direttamente al cliente, e il cliente ti dice: guardi, sì, le faremo sapere, ecco. E praticamente alla fine diventa un po', cioè ce ne sono tanti di lavori, sarà più una perdita di tempo, perché il cliente in questo caso ha già preventivi in mano, no? Quindi lui si mette a tavolino alla sera e li guarda tutti e dice: guarda, questo qua mette piastrelle a 5 euro, questo qua lo mette a 8 euro. Però Simone è anche normale, cioè io devo comunque poter confrontare, no? Quindi è chiaro, lei dice Sì, però questo preventivo non costa nulla, quindi... Siamo d'accordo, però io dico, se il cliente pagasse quel preventivo si vincola un po' verso, invece purtroppo adesso è diventato un mercato libero, quindi diciamo io sono italiano, la ditta, la SE qua di Venezia o di Treviso, arriva, adesso, non per dire niente, però arriva la ditta rumena che mi sbassa il prezzo di quello che io ho fatto. Però bisogna vedere la qualità cliente. dei materiali e del lavoro, su questo Ecco, ma non il c'è cliente dubbio. non lo sa. Grazie Appunto, il cliente Simone, non lo sa. grazie mille, buona Ok, giornata. grazie a voi, ciao, grazie. Grazie, buongiorno, Visettin, dobbiamo aggiungere qualcosa? Che il mercato fa il mercato e ovviamente chi ha più capacità di stare dentro a determinati parametri ha più possibilità di lavorare. Quello che noi facciamo come sindacato è pretendere che ci siano le regole, è pretendere che siano applicati i contratti e per i lavoratori in particolar modo, certo. e pertanto, come dire, tentare di tutelare anche un determinato mercato, perché dopo la ricorsa al ribasso ci porta a trovarci magari con situazioni di costruzioni, non solo quelle edili, ma anche quelle civili, quelle come dire la casa o il condominio, ma anche le costruzioni civili, le strade, i ponti eccetera, magari ci troviamo con realtà di bassa qualità, per non dire a volte di pessima qualità, e pertanto, come dire, la ricerca del preventivo migliore deve essere fatta magari su modalità di esecuzione e non su materiali piuttosto che su come impiego il personale. Una grossa battaglia che noi stiamo facendo. Non risparmiare sul materiale, tantomeno sul lavoratore. Esatto, ecco, lì che non si deve la grossa abbassare battaglia che il noi preventivo. stiamo facendo è proprio questa, è quella di
mantenere alto, come dire, l'attenzione sull'applicazione delle regole contrattuali e soprattutto su il tipo di contratto, perché a volte succede anche che entri nei cantieri e trovi gente col contratto del pulimento che sta facendo intonaco, e questo ovviamente non è di qualità né per chi ordina l'opera, né per il committente e neanche per il lavoratore, ovviamente, e questo droga molte volte il mercato. Cioè ha un contratto come addetto alle pulizie, di fatto questo intende, e invece fa altro. Senta Zucchini, quello che citava poco fa Simone al telefono, cioè 2020 come data, ne parlavamo durante la pubblicità, cosa succede? Il 2020 è una data ormai che deve creare, come si dice, allarme. È un po' per tutto, anche il settore televisivo, sì, su quello, perché c'erano delle novità. Sono quelle date topiche, no, che sono lì a cui ci si avvicina, diciamo, con preoccupazione e con angoscia, perché lì c'è come si dice, finiscono le terre, no? In italiano. Questa è una di queste, per cui bisognerà fare, i fabbricati dovranno avere quelle caratteristiche energetiche e le modalità per costruire i fabbricati con quelle caratteristiche energetiche dovranno essere anche queste codificate. Anzi, sono già codificate, hanno un nome, una sigla, un acronimo che è il BIM, che è insomma Building e Costruzioni Information, che vuol dire insomma sistema informatico, informatizzazione del sistema legato al modello, il modello basato sulla progettazione informatica. Progettazione informatica significa appunto che il progetto viene praticamente costruito in origine, il progetto ha già tutti quanti i contenuti della realizzazione. La realizzazione deve essere fatta secondo lo schema predefinito e man mano che il progetto si realizza implementa elementi, diciamo, di modifica o di qualità che vengono indotti da come si realizza man mano l'opera, e per fare questo il lavoratore dovrà avere, come si dice, una specializzazione notevole, perché si lavora con il tablet. Cioè io quella parete la costruisco tablet alla mano e la faccio secondo il sistema che è già predefinito. È una miglioria. Assolutamente, questi sono sistemi che vengono già adottati dove si fanno cose importanti, questo è il sistema. Questo è il sistema. Cioè mi faccio capire, quindi chiunque abbia una piccola impresa, poi sentiamo la telefonata, la vedo in attesa perché abbiamo anche la pubblicità, deve usare il CAD, AutoCAD, adesso cerco di essere, o sistemi evoluti di informatizzazione per la progettazione. Non è il CAD, è che oggi con il sistema informatico si può realizzare un progetto, il rendering, quindi avere già la casa, il fabbricato già fatto, lo si vede già, prima ancora di cominciare a sbancare il terreno, no? Si è già. È molto interessante, se può essere televisivamente utile fare la cosa. Una volta il progetto, funzionava con la curva che partiva dal basso e arrivava all'alto, cioè man mano si costruiva il progetto, la casa, man mano la si costruiva così. Oggi con il BIM, domani con il BIM, abbiamo che la curva, il progetto è già in alto all'inizio e si abbassa gradatamente, perché si tratta soltanto di dare attuazione a quanto è già stato stabilito in origine. E quindi è un sistema in cui c'è una forte capacità di previsione, una forte capacità quindi di progettazione che tenga conto proprio della finalità. Allora, poi vediamo se dal tablet riusciamo a far vedere qualcuno di questi progetti BIM. Adesso vediamo insieme. Telefonata poi alla pubblicità. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signora, prego. Io parlo per quello che ho visto in alcuni anni qua intorno a noi. Sì. E allora abbiamo visto che i marciapiedi in periodo sono stati fatti dalla ditta Bergamin. Un altro ultimamente sono venuti fatti da una ditta di Agrigento, insomma da giù. E allora noi che abbiamo
da trevigiana Scavi, ipotesi, parlo al nostro paese, a Porcellengo qua. Dico, prima di dare, io non sono né leghista né niente, io parlo solo per quello che ho visto. E allora perché non si dà la priorità a chi è in zona senza chiamare ditte da lontano, come è successo diversi anni fa, che hanno fatto la strada che andava da Via del Lago, hanno fatto, che passavano la rotonda, poi venivano verso Merlengo. Cosa vuole dire, cioè aziende del territorio? È successo che la ditta ha fatto, poi ha tolto tutta la ghiaia, ha lasciato tutto impiantato, e si sono presi i soldi e dopo non si è visto più niente. Certo, allora c'è stata una sequela di fallimenti, lo abbiamo detto, quindi una marea di lavori anche sospesi rimasti così. Poi il caso specifico, signora, poi non ho capito se lei dice invece le aziende devono essere del territorio, devono essere quelle vicine. Forse abbiamo perso la signora, niente. Su questo? Su questo ritorniamo al ragionamento di prima. Se tutti rispettano le regole, ovviamente le aziende del territorio sono avvantaggiate perché sono qua. Hanno meno costi di trasferimento, hanno meno costi di, come dire, di gestione, logistici, eccetera. Se invece, come noi condanniamo e denunciamo da tanto tempo, si continua a utilizzare il sistema del massimo ribasso, è chiaro che magari qualcuno, perché si fa lo sconto su alcune regole, sul pagamento dei lavoratori, piuttosto che su materiali, modalità di costruzione, vince gli appalti e lavora, anche se e porta a casa il lavoro dopo che lo finisca, che lo esegua, che lo finisca, questo è un altro paio di maniche, ma magari vince l'appalto, e anche se non è da qua, se viene da Bolzano piuttosto che da Canicattì, perché dopo ne abbiamo viste di tutti i colori, e aziende che fanno le furbe, certo, non hanno, come dire, il territorio. Vicentini, ci fermiamo un minuto, pubblicità, poi abbiamo trovato il BIM, così lo facciamo rivedere e spieghiamo ancora nel dettaglio, forse anche alcuni progetti, li guardiamo insieme, no? Così lo spieghiamo di nuovo a chi ci segue. Tra poco c'è una... Ore 13, torniamo in diretta. Edilizia è passata la crisi? Ce lo stiamo chiedendo insieme, tra poco arriveremo anche ad altri dati e tornare a discutere anche del fronte lavoro, che è la cosa che ci preme. Vi ricordo 0422162678, cos'è BIM? Metodo con cui si dovrà necessariamente costruire e progettare a partire dal 2020, giusto Zucchini? Come diceva lei prima, è un insieme di tecnologie anche di fatto, quindi dal concept progettuale al progetto dettagliato, a un'analisi in 4D e 5D dei tempi, dei costi e dei fabbisogni, lo vediamo anche in questo schema, la progettazione esecutiva dei laborati, la cantierizzazione, il controllo dell'avanzamento in 4D e 5D, cioè riuscirò a poter controllare, vedere tutto, credo che sia più o meno anche questo, vedete il sistema di un esemplificato, no? Questa immagine. Esattamente. Come vedremo in anticipo le case in futuro, nella progettazione. E questo diventa il metodo, che è un metodo che permette immediatamente di sapere, pensiamo al rapporto che si instaura in questo caso con la committenza, che è determinante, no? Oggi il committente, come diceva prima Mauro, è quello che decide, no? Vuole avere un determinato prodotto, lì è possibile farlo vedere, no, prima di realizzarlo. Eccolo qua. Ecco, sì. E dopo lo si realizza, e man mano che lo si realizza è possibile fare in modo che il sistema informatizzato si arricchisca di tutti quei dati che servono per migliorare sempre più, diciamo, la qualità del prodotto. È molto, insomma, e questo diventa un elemento di garanzia, di trasparenza nel sistema degli appalti, nel sistema di lavori pubblici, perché questo dà la possibilità fin dall'origine di vedere il prodotto come dovrà essere, certo, di verificarlo in corso d'opera e se riscontra un problema riadattare. Non solo, ma di riscontrare alla fine che quello è il prodotto che io avevo commissionato e che mi dovrà essere consegnato. Elemento, diciamo, che è di garanzia sia sul piano strutturale,
della progettazione, del piano strutturale, ma anche del rapporto col mercato, che è molto fondamentale. Un'altra telefonata, poi torniamo a Mauro Visentin. Pronto? Sempre buongiorno, sono Piero. Allora, sto seguendo il vostro dibattito. Purtroppo in Italia, se si fanno le leggi giuste, basterebbe. Perché sempre in Svizzera, se un'azienda vince un appalto, automaticamente non può dare a terzi e automaticamente, finito il lavoro, passa una commissione a verificare il lavoro. Se il lavoro non è stato rispettato a norma, questa azienda non partecipa più a appalti. Allora, se viene fatte le leggi giuste, non succedono certi fatti, non succedono certe cose. Tutto sta qua. Il sindacato voleva battersi per questa cosa. Bene, tu hai vinto l'appalto e devi obbligare... A quell'azienda resta e non passa ad altri. Grazie Piero, buona giornata, chiarissimo. Rispondiamo anche su questo, vi faccio vedere un'altra immagine, insomma, di come guarderemo. A molti forse è capitato, chi ci sta seguendo da casa, si è costruito un'abitazione negli anni recenti, quindi qui stiamo guardando quello che sarà poi l'intera casa, l'intera abitazione, non so adesso se è un condominio o una splendida casa unica forse, e quindi con i diversi ambienti. Lo vedete la parte più grigia a destra, probabilmente le scale si sale, più si entra nella parte blu e via dicendo, ecco, col metodo BIM. Bene. Oggi gli studi di progettazione e le imprese certo, dovranno adottare quel sistema lì. Ci siamo già, non, è che, appunto, esatto, non è che è una cosa futuribile, eccetera, ci siamo già, quindi la situazione è già una situazione che ha visto notevoli passi avanti da questo punto di vista, e anche questo, ad esempio gli studi di progettazione oggi devono essere necessariamente studi di grandi dimensioni, capaci di dotarsi della strumentazione necessaria e sufficiente a progettare così. Quindi quella cosa sta inducendo anche a una riorganizzazione del settore, soprattutto degli aspetti anche dei professionisti. Certo, quello che ci diceva Piero adesso, parte con un'azienda, poi però quel progetto passa a un'altra, quel lavoro passa a un'altra, quindi sono una catena. Le leggi ci sono, le regole ci sono, ovviamente lui poneva una giusta considerazione, no? Sì, ma la questione del subappalto, che molte volte il subappalto è anche come dire, dettato dalle specificità del lavoro, perché è ovvio che se io costruisco una casa, devo fare i pavimenti, chiamo i piastrellisti e magari sono più specializzati nel mettere giù il pavimento piuttosto che un'impresa che fa intonaco o che costruisce muro. Negli ultimi anni, anche prima della crisi soprattutto, si è molto parcellizzato il lavoro dentro i cantieri, con effettivamente le squadre che arrivavano proprio per ridurre i costi e per in qualche maniera rispondere alle esigenze anche di velocità di esecuzione, e stavano un periodo dentro al cantiere, facevano il proprio lavoro e dopo se ne andavano. Il problema qual è? Noi abbiamo visto che le regole, l'ultima norma, il codice degli appalti, che tra l'altro viene messo in discussione ogni piè sospinto dal primo che passa e che non conosce il settore, perché lo definisce pieno di lacci e lacciuoli, è uno strumento che, se fosse applicato e venisse osservato, metterebbe a riparo da molte di queste situazioni, come dire, di degenerazione dopo dell'esecuzione dei lavori. E noi siamo un paese che forse è poco attento all'applicazione delle regole, ma è un problema nostro. In Svizzera magari saranno più rigorosi e più attenti all'osservanza delle regole, ma magari sono attenti e rigorosi a osservare tutte le regole, non soltanto quelle degli appalti e dei subappalti, anche quelle della, come dire, della differenziata, piuttosto che pagare le tasse, eccetera. Questo implica formare nuove generazioni, i lavoratori attuali, no? Anche per quello che citavamo poco fa. Noi siamo un settore che al proprio interno, per contratto, decide di destinare
parte delle risorse della contrattazione alla formazione con le scuole edili, alla formazione continua per cui ai lavoratori di volta in volta, ovviamente quelli aderenti al settore, perché se dopo alla fine ti trovi dentro i cantieri chi ha il contratto del pulimento piuttosto che del metalmeccanico, ovviamente non può usufruire di questo tipo di strumenti, e per la prima volta quest'anno, con il rinnovo del contratto nazionale fatto a luglio, abbiamo stabilito che viene istituito un fondo incentivante per l'occupazione, cioè uno 0,10 della massa salari denunciata in cassa edile deve essere destinata a questo fondo rivolto a lavoratori e a imprese che assumono lavoratori giovani, eccetera, proprio per far ripartire in maniera anche diversa da come lo abbiamo conosciuto questo settore, perché un giovane... Per rigenerarlo. Esatto. Per rigenerarlo. Telefonata da casa, pronto? Buongiorno. Buongiorno, senta, volevo chiedere un'informazione negativa. Ho sentito che costruiscono le case qui, muri in cemento armato, ma volevo sapere se è una cosa sana, valida, o se è una cosa da scartare. Dove è finita? Signora? Sì? Ecco, non la sentiamo più noi. Deve parlare un po' più forte. Qualche domanda ha fatto? Ho detto che adesso ho sentito che costruiscono delle case qui, muri in cemento armato. Volevo sapere se è una cosa sana, valida, oppure da scartare. Cioè, case in cemento armato? Sì, fanno i muri portanti in cemento. Ma non mi sembra una gran novità, cioè non nel senso, non è una cosa... Il cemento viene utilizzato in edilizia da decenni. Sono scelte di progettazione che molte volte, come dire, incontrano più i desiderata degli architetti che piuttosto, come dire, la tradizione. Il cemento armato è sano se viene, come dire, giustamente coperto, Esattamente. Dopodiché senz'altro è antisismico, ad esempio, no? Magari una casa di pietre fatta come si faceva 50 anni fa è meno solida, è meno rispetto a un cemento armato. Cioè, almeno questo tipo di materiale viene utilizzato, signora, poi non so lei cosa intenda, dopodiché è vero che va coperto bene, perché lo ricordavamo anche l'altra sera 20:10, se si scopre quell'armatura si arrugginisce e cresce di 5 volte la propria dimensione, quindi inevitabilmente danneggia anche il calcestruzzo. Non so se la signora è ancora al telefono con noi. Sì. No, ma io non condivido questa, mi sembra che sia una cosa troppo fredda, non so, sarà un'idea mia. Cioè le piace di più cosa? La pietra? Cosa che dice? Il cotto. Il cotto? Mattone. Sì, forse è più sano. Il mattone, le piace di più il mattone. Va bene. Grazie signora. Buongiorno. Allora ci fermiamo un minuto, ultima pubblicità e poi torniamo insieme, vi aspettiamo. È quella. Ore 13, torniamo in diretta 0422 1626 798, dobbiamo volare gli ultimissimi minuti, dobbiamo dire anche qualcosa sul fronte ovviamente dei lavoratori, perché prima Visettin ci ha riportato dei dati che forse è bene anche ricordare. Rispetto all'anno scorso abbiamo il 5% in più di aziende settore edilizio a Treviso, giusto Treviso, Sì. 12% in più dei lavoratori e più 10,5% della massa salari. Quindi diciamo, è comunque un segnale importante.
sul contratto di lavoro, le attenzioni che devono avere, ecco, che abbiamo già ribadito anche poco fa, ma insomma cosa possiamo dire? Noi diciamo che al di là che abbiamo chiuso 2 contratti in sequenza, quello territoriale l'anno scorso a ottobre e quello nazionale quest'anno a luglio. I 2 contratti portano delle novità importanti. Dicevo prima, il contratto nazionale, al di là degli aumenti salariali che sono importanti, che sono circa al livello più basso un aumento di 50 euro a regime, ma come dire, novità legate proprio alla struttura del contratto in sé, nel senso che abbiamo appunto detto che è stato introdotto questo fondo incentivante per i lavoratori che entrano nel settore. Abbiamo raddoppiato la dotazione economica per il fondo che si deve far carico dei lavoratori invece che sono stanchi di stare nel settore, quelli che devono andare in pensione e che magari non ci riescono perché hanno, come dire, non hanno ancora tutte quante le carte in regola per poter andare in pensione, per cui riuscire a dare una mano anche a questi lavoratori. Ovviamente sul contratto invece territoriale, che tra l'altro per la prima volta raggruppa 3 province assieme, Treviso, Padova e Vicenza, abbiamo delle novità importanti, al di là di una rivisitazione delle prestazioni della cassa edile. Anche qua la cassa edile è strumento importante che dà risposte a chi è dentro al settore, dà come dire, incentivi all'acquisto della prima casa, certo, piuttosto che l'aiuto economico, certo, anche ai lavoratori che hanno figli che vanno a scuola, piuttosto che a dare come dire, delle risposte a chi ha spese mediche per occhiali o ortodontiche eccetera, per cui insomma tutta una serie di prestazioni e di agevolazioni di questo tipo. Abbiamo anche introdotto una novità che è il fondo sanitario complementare, e per quei lavoratori di questi territori che aderiscono alla cassa edile di Treviso, di Padova e di Vicenza possono iscriversi in maniera gratuita, perché le aziende pagano al posto dei lavoratori, al fondo sanitario per ricevere ulteriori risposte e ulteriori come dire, prestazioni sanitarie. Sentiamo una telefonata a Visentin, poi un'ultima battuta. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Carlo da 90 di Piave. Prego. Vuoi parlare un attimo con Mauro? Sì. Visentin, che sei paesani, insomma. Ah, ecco perché chiamano tutti da 90 di Piave oggi. grazie, prego. Sì. Mi sono Carlo Bottega, non so se ricorda di me. Ciao Mauro. Ciao. Caro Manzioli, no, da 90. Sì, esatto. Ecco, come è nasciuto a Panotti. Ecco, per quanto riguarda che stavo leggendo l'edilizia passata alla crisi, no? Sì. E quando si intende che adesso ne è ancora occupato territorio e tutte queste belle robe qua, dicevo. No, cioè ci stiamo domandando se i numeri, le cifre, i dati, i lavoratori insomma possono finalmente aver superato un periodo di pesantissima crisi. Lei ha chiesto se dobbiamo occupare il territorio, no? Sì. No, non è questo la logica, anzi abbiamo anche detto che ormai si ristruttura. Sì, almeno, no? Perché il comune 90, se Mauro sa, pronto? Sì, prego. Il comune 90 l'estate, diciamo, rovinare, insomma, in certo qual modo, specialmente qua zona industriale, insomma, l'agricoltura non esiste più, diciamo. Comune 90 rispetto a quello di Salgarera, le confinante, rispetto a insomma, è stato rovinato. L'agricoltura, il futuro del domani. Il futuro. Sì, grazie. In certo qual modo sì, anche perché con certi tipi di agricoltura, non solo che con la vigna, perché bisogna fare anche l'imboscamento, diciamo, tutte queste belle cose qua. Ecco, che una volta che il papà De Mauro, che nel sud sulla riva del Piave, che arriva anche a mille terreni, che si abitava a 200 metri il Piave era una bellezza 50 anni fa, quando c'erano i bulci sull'acqua e tutte queste belle robe qua, che andava a fare ogni anno le a tagliare
i giunchi, i seghieri, insomma, perché il Muzio deve tirare. Certo. La salutiamo, grazie, buona giornata. Grazie mille, ma dobbiamo chiudere. Ultimo flash. Non so, 90 è territorio vostro, evidentemente abbiamo capito. No, è territorio di Mauro. Esatto, di Mauro Io sono lontano, abito a 90. Migliaia di chilometri. Conosco Carlo perché l'ho seguito quando lavorava in un'azienda, adesso lui fortunatamente è in pensione, lavorava in un'azienda edile di Ponte di Piave, faceva strade. E l'utilizzo del territorio, noi siamo per il risparmio del territorio, anzi per il consumo zero del suolo, perché riteniamo che ci sia stato utilizzato fin troppo, siamo per il recupero del territorio, in alcuni casi siamo anche per una rivisitazione delle zone industriali, siamo per però anche, come dire, un riassetto del territorio, perché è ovvio che Treviso ha 1000 e rotte zone industriali su 95 comuni, 90 ha fatto una scelta, io me la ricordo, che è stata quella di concentrare la zona industriale e togliere Devo chiudere. Allora, grazie a Mauro Visentini, grazie a Leonardo Zucchini, abbiamo detto appunto anche del futuro, abbiamo scoperto tante cose insieme, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo con i telegiornali a partire dalle 18:30 e poi 20:10 questa sera appunto alle 20:10. Buona giornata.